Ciao a tutti, Virus 101 di nuovo ai comandi, ritorniamo sugli ingegneri di Elite Dangerous e dedichiamo un mini episodio per Selene Jean, o come dir si voglia. Allora, questo non è uno degli ingegneri principali, è un ingegnere dei tanti che ci servirà però per arrivare al successivo ingegnere che ci serve e di cui tratteremo nel prossimo episodio. E adesso andiamo subito a vedere fondamentalmente di chi stiamo parlando. Allora, come potete vedere, su qui ho preparato un attimo un'interfaccia sul browser. Sto utilizzando due siti nello specifico. Il primo è enedboard.net, è molto comodo per vedere l'engineering tree, e infatti come vedete vi dice chi sblocca chi, eccetera eccetera. L'unico problema di questo sito è che non vi dà completamente tutti i dati che vi servono. Perché? Perché se per esempio io seleziono Selene Jean qua, come potete vedere in questo momento, e i dati che ci dà il sito sono il sistema, quindi dove si trova effettivamente nella galassia l'ingegnere, e ci dà alcune proprio veloci informazioni sull'access, quindi sul come accedere all'ingegnere, non come sbloccare completamente il workshop. Quindi per avere tutte le informazioni che mi servono, questo è il primo step. Il secondo è nel caso l'utilizzo di inara.cz nella sezione Galaxy Engineers, che fa più o meno la stessa cosa, come vedete, solo che propone un'interfaccia leggermente differente da chi sblocca chi come ingegneri, a differenza della rappresentazione che dà e di board, come vedete in questo caso qui, che secondo me è un po' più immediato, è un po' più intuibile tutto il percorso per arrivare allo sblocco anche degli ingegneri, quelli successivi, quelli avanzati. Infatti Bill Turner è il nostro obiettivo proprio per i Plasma Accelerators. Comunque ne parleremo nella prossima puntata. Inara invece, d'altro canto, come vedete fa più o meno la stessa cosa, utilizza i simboli più o le freccine per dire questo sblocca questo più questo, quindi diciamo che è un po' poco, diciamo, intuitivo, e ad occhio a vista si vede un po' meno. Ulteriormente Edboard presenta anche diciamo, i livelli, i ranking massimi di upgrade a fianco al modulo come 4, 5, N barrette, quindi proprio a vista si vede subito, a differenza di Inara che li presenta con il numero e basta, quindi grade 5, grade 3, eccetera eccetera, quindi può risultare un po' meno visibile subito a vista. A differenza però Inara ha una cosa molto comoda, che a selezione dell'ingegnere, sempre se si decide ad aprirlo, ci dà delle informazioni in più. Quindi ci dice che qui ci arriviamo per esempio da Todd Blaster McQueen grado 3 o 4, quindi questo l'abbiamo già fatto, e stessa informazione che ci dà anche Selene. Facciamo un po' una scheda comparativa, eccolo qui, e ecco qui, tra l'altro loro dicono anche rank 2, ma l'effettivo rank è il rank 3. Comunque dobbiamo andare a fare mining e recuperare almeno 500 tonnellate di materiali direttamente dai siti di mining, quindi qui preparatevi a fare un sacco di mining. Io lo feci a suo tempo anche nei video precedenti che avete visto, quelli proprio dedicati al mining, e quindi sono già a posto. Se vi dovesse capitare di fare questa cosa, equipaggiatevi con una bella astronave, tanti collector limpet, e andate a sminare tutto quello che vi capita. Attenzione che però qui c'è una piccola parentesi e un piccolo suggerimento da parte mia. Allora, questo è Selene Jean, ok, il primo, e poi abbiamo Bill Turner. Se noi andiamo sui dati di Bill Turner, come vediamo, qui abbiamo bisogno di un permit ad Aliot, quindi sarà una cosa molto simile all'altro ingegnere che avevamo fatto, quindi sarà una cosa molto simile a Marco Quent con il Sirius Permit. Quindi prima cosa da fare attenzione qua, ma non dilunghiamoci. E dobbiamo portargli 50 unità di bromellite, e quindi preparatevi anche per l'ingegnere successivo a fare un bel po' di mining. Quindi questi ingegneri qui vanno affrontati in questo modo qui. Invece il nostro Selene Jean ci richiede un bellissimo cargo di 10 unità di painite, e già qui cominciamo a preoccuparci. Perché? Perché la painita è un materiale un po' difficile da recuperare, e come vedete qui su Edboard non c'è nessun riferimento, ci dice solo cosa sblocca e quindi le relative
e i relativi materiali che servono. In questo caso per esempio li vedete qui, grado 1, 2, 3, 4, 5, quindi molto molto comodo, intuitivo, molto simile anche tra l'altro a quello che c'è in gioco, più tutti i materiali che ci servono. Quindi questa parte qui su Ediboard è fatta abbastanza bene. E invece in RCZ è molto più comodo per quanto riguarda avere tutte le informazioni per lo sblocco dell'ingegnere. Ulteriormente abbiamo anche Reputation Gain in questo caso con Selene Gen, simile anche a quello del professor Palin, quindi possiamo costruire moduli, vendere commodities, quindi possiamo vendere qualsiasi cosa abbiamo in carico, oppure dati di esplorazioni al Prospector REST, che ovviamente è la base di presenza dell'ingegnere, se non mi sbaglio. Eccolo qua, sì, nel sistema di Cook a Prospector REST. Quindi detto questo, abbiamo visto un attimo in generale quello che stiamo per andare a fare. Allora, quindi Selene Gen verrà sbloccata provide, mamma mia mi sono confuso tra l'italiano e l'inglese, e quindi portando 10 unità di painite e avendo fatto le 500 tonnellate di materiale. Quindi adesso torniamo alla nostra situazione in game dopo aver visto alcune risorse online come sempre utilissime per capire meglio cosa dobbiamo fare, onde evitare di perdere un sacco di tempo. Come vedete Selene Gen ce l'abbiamo già in lista dei known engineers, perché l'ingegnere precedente che era un attimo che non mi ricordo, vado un attimo a recuperarmi il primo ingegnere che era, mamma mia, un piccolo lapso, eccolo qua. Quindi Todd the Blaster McQueen era stato il primo ingegnere che ci ha sbloccato poi Selene Gen, quindi Todd the Blaster McQueen, eccolo qui. Abbiamo già fatto anche alcune cose con lui su alcuni multicannon, ci ha sbloccato Selene Gen, abbiamo già fatto i 500 tonnellate di materiali nelle precedenti partite, quindi partivo già preparato, e inoltre dobbiamo portare 10 unità di painite. Eccola qui. Dove la troviamo? Premiamo 4, andiamo nell'inventario e ce la troviamo lì, come vedete. Ah, qua. Ecco qua, 10 unità di painite. No, scherzo, magari fosse così bello. La painite non si compra da nessuna parte. L'unico modo con cui potete ottenere la painite è praticamente andando su dei sistemi particolari, su dei metallic ring pristine, vengono definiti in lingua originale, quindi sono diciamo dei depositi vergini, un attimo, con una piccola traduzione in italiano, e si trovano questi depositi sparsi in giro per gli anelli dei giganti gassosi o quello che sia, e non sono purtroppo molto facili da raggiungere, dicono di qua e di là, però fortunatamente abbiamo sempre molte risorse online. Dopo alcune ricerche ho trovato un sistema che è davvero ottimo, è il sistema di Frey, e nel caso più specifico siamo su Frey 4. Eccolo qui. Noi adesso siamo su Frey 5 alla stazione, perché è quella più vicina, è 60 ls di distanza, quindi poca roba. Sugli anelli questi qui interni sono riuscito a fare le 10 unità di painita in una velocità veramente stratosferica, quindi è un sistema che io consiglio tantissimo, perché si tratta solo di fare un viaggetto fino a Frey, che diciamo non è proprio distantissimo, e siamo sempre all'interno della bolla, quindi insomma come vedete possiamo arrivarci tranquillamente. Io ci ho messo quasi 7-8 jump col Python, se non mi ricordo male, insomma sono arrivato abbastanza vicino e anche abbastanza velocemente. Quindi come faccio a sminare la painite? E allora adesso fermo un attimo la descrizione di tutto il resto e andiamo a vedere un attimo velocemente, faccio proprio un piccolo intermezzo su come atterrare all'interno di questi anelli, all'interno del sistema appunto dove dobbiamo andare. Quindi come facciamo ad avvicinarci ad un anello pristino, entrare dentro, e come facciamo a ricercare tutto il resto, bla bla bla. Eccoci qui. E finalmente siamo arrivati vicino al pianeta di Frey 4 e ci stiamo avvicinando ai Pristine Metallic Ring. Ho fatto un po' un controllo su tutti i vari anelli e le varie colorazioni, occhio che le colorazioni contano, quindi sappiatelo. E invece adesso invece di scendere in Resource Extraction Site andrò a fare un avvicinamento sugli anelli questi più vicini possibile al pianeta, e senza loccare da nessuna parte.
parte. Allora, ovviamente potete farlo, nessuno ve lo vieta, però dovete andare completamente in guida, diciamo un po' manuale, non avete nessun indicatore di allineamento o distanza, quindi dovete andare un po' a occhio per le distanze, cosa che non mi è mai piaciuta di questo gioco, cioè, richiede un po' troppo controllo manuale per queste operazioni, e sempre occhio alla velocità, quindi pian pianino ci avviciniamo agli anelli, vediamo di evitare di andare giù a muso duro, come si suol dire. Per carità, la nave dopo esegue un drop automatico, vi danneggia solo un po' lo scafo e lì finisce tutto, insomma non vogliamo subire troppi danneggiamenti, quindi come vedete ci avviciniamo pian pianino. Adesso cominciamo già a intravedere, diciamo, gli asteroidi. Adesso vedete sto andando giù molto 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 piano, come vedete cominciate a vedere già tutto quell'effetto noise, si chiama, quindi tutto l'effetto puntinato che dovrebbe rappresentare i singoli asteroidi. Adesso rallentiamo, andiamo giù pian pianino, ci teniamo, eccoli qua, cominciamo a vedere. Quando cominciamo a vederli a un certo punto eseguiremo il drop. Eccolo qui, doppio clic praticamente sul pulsante dell'FSD e siamo arrivati in direzione del campo di asteroidi. Adesso dovremo dare un bel po' di boost per raggiungerli. Se volete potete eseguire un drop anche più vicino. Qui sono stato un po', diciamo, conservativo beh, insomma ho droppato un po' distante, quindi qui siamo oltre, mi sa, i 10 km di distanza da tutti gli asteroidi, però insomma un po' di pazienza, adesso li raggiungiamo che insomma abbastanza velocemente. Intanto diamo super boost e vediamo di fare il prima possibile. Nel caso questa cosa non vi convinca, che dite sono troppo distanti, vi basta solo tirare sul muso, riavviare l'FSD e riprovarci un po' più avanti, cercando di eseguire il drop più vicino agli asteroidi. Insomma, dopo ci si prende un po' la mano e basta. Nel caso la manovra non vada a buon fine, la velocità è bassa, quindi danneggiate proprio leggermente la nave, non gli fate praticamente niente. Nel frattempo cominciamo già a intravedere gli asteroidi che si avvicinano. Come vedete sono tutti asteroidi di tipo metallico, quindi quello che andremo a fare noi in questo momento è selezionare il Prospector Limpet dalla solita lista dei Fire Group. Come vedete, eccolo qui, Prospector Limpet, eccolo qui, ha un suo gruppo specifico e se ne sta là, quindi adesso l'abbiamo selezionato e pian pianino iniziamo a fare la prospezione di ogni singolo asteroide che troviamo, quelli che ci interessano, quelli che ci possono sembrare maggiormente adatti a contenere painite. Dopo ognuno ha il suo modo. Da questo punto di vista una bella bacchettata di mani alla Frontier, come dico sempre, perché almeno avere un radar o qualcosa del genere, insomma il 3300, insomma sì, tutta sta fase di Prospector Limpet e bla 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 l'ho sempre trovata abbastanza fastidiosa. Comunque adesso selezioniamo questo bel ciccio panzo qui davanti. Oh, ho sbagliato tasto, ho avviato il silent running invece di accendere le luci, non importa, adesso ricarichiamo, lanciamo un bel Prospector Limpet e vediamo se siamo fortunati al primo colpo. Non sarà mai, però non importa. Comunque, come vediamo, cosa abbiamo trovato? Osmium, Palladium e Gallite. Beh, il Palladium ha il suo bel valore, quindi se volete potete anche darci. Allora, io adesso continuerò la ricerca di un asteroide con painite e vediamo un attimo nel video cosa succederà. Quindi, bene, procedo con la ricerca della painite all'interno di un asteroide. Le procedure sono sempre le stesse. Si lancia il prospector e si prega che ci sia qualcosa. Bene, andiamo a procedere con la ricerca.
ed eccoci qui, bentornati, bentornato io, dopo essere stato un po' nel mining site, lì prima come abbiamo visto sono riuscito a fare le mie belle 10 unità, adesso ne vedete 20 perché 10 avevo già fatto un test di estrazione prima di arrivare, ovviamente, prima di fare il video, quindi le ho tenute lì, e le altre 10 le abbiamo appena recuperate adesso, e quindi adesso vado a completare un attimo questa parte, quindi velocissimamente adesso andrò a fare il dock all'interno dei Garrett Station, quindi nel nostro amicicissimo spazioporto qui, e vado a ripararmi e sistemarmi un attimo, calcolo la rotta e quindi tra un po' ci rivedremo a Cool. E sì, suona un po' male detta così perché però si chiama proprio così il nome del sistema di dove si trova Selene Gen, e quindi purtroppo così si chiama e così dobbiamo attenerci al nome, non possiamo dare un nome sbagliato, quindi appunto ci rivedremo a Cool. Ok, ripariamoci un attimo perché abbiamo sbatocchiato in giro, ci hanno anche un po' sparacchiato prima perché quando stai sminando può succedere. Allora, adesso abbiamo tutto quello che ci serve, andiamo semplicemente a vedere dove dobbiamo andare, un modo come vedete qui painita, adesso andrò a vendere un attimo anche il resto che ho recuperato qui, insomma, fa sempre comodo fare qualche soldino aggiuntivo. Comunque andiamo a prenderci il nostro amico ingegnere, quindi andiamo sempre su View Engineers, Selene Gen, View on Galaxy Map, è il modo più comodo per puntare già direttamente la Galaxy Map qui. Ah, scusate, Cook si chiama, ho sbagliato proprio il nome, un po' di un po' di deformazione mentale mia. Allora andiamo al sistema di Cook, precisamente sul pianeta Cook B3, dove dovrebbe essere sì, non mi serve, un attimo che vado. Allora, Cook B3, eccolo qua, via un attimo, sì, delete dei local bookmark perché l'avevamo già messo, quindi un bel plot route fino alla stazione di Selene Gen. Benissimo, quindi adesso tra un po' parto, vado a sistemarmi un attimo il carico nella nave e tra un po' parto, quindi prossima tappa Selene Gen, ingegnere, sul pianeta di Cook, no, di Cool come avevo detto prima, quindi scusate il lapsus e l'erroraccio che comunque mi ha dato la possibilità di fare una piccola pseudo battutella. Bene, durante il viaggio mi schiaffeggerò opportunamente, come già detto in passato, per queste battute assolutamente pessime. Va bene, ok, io procedo, ragazzi, ci vediamo tra poco. Eccoci qui. Come potete sentire in cuffia e vedere dalla grafica, finalmente siamo arrivati a Prospector's Rest. C'è una piccola discrepanza tra la posizione e l'effettiva location della base, comunque eccoci qua, Prospector Rest, base planetaria di Selene Gen sul pianeta Cook B3, gravità 0.15, 0.15 molto bassa, quindi un piccolissimo planetoide dove c'è appunto questa base. E cosa abbiamo fatto? Ho svuotato un attimo l'inventario, eccolo qui, come vedete mi sono tenuto solo la painita e 20 unità, visto che insomma ho fatte 10 più 10, perché in teoria vendendo altre 10 unità di painite a questo ingegnere dovrei essere in grado di praticamente aumentare la mia reputazione senza dover fare per forza potenziamenti ai moduli. Nel frattempo lì vediamo una bellissima orca che sta parcheggiando, quindi visto che siamo qui seguiamo anche il suo attracco, fin tanto che non richiediamo il nostro. Ah, che bello, ce l'hanno dato proprio sul pad qui davanti, un pad medium perché siamo col Python che è una nave medium, il Python, quindi siamo a posto. Ho fatto il viaggio col Python per non diventare scemo a trasportare, a spostare tutto sull'ASP eccetera eccetera, anche perché poi il Python mi servirà per il prossimo ingegnere, per la bromellite che mi richiederà, quindi visto che ho già il Python fittato da mining, sono già pronto anche per il prossimo ingegnere. Comunque intanto pensiamo a questo ingegnere qui e
avviamo le procedure di docking. Eccoci qua, come al solito siamo arrivati atterrati e entriamo nell'hangar e andiamo a vedere cosa e come fare. Praticamente, anche se avete seguito i video precedenti, le operazioni sono sempre le solite. Abbiamo a disposizione il Commodity Market, l'Universal Cartographics, con i colori che sto utilizzando non lo vedete molto, però fidatevi, è qui, tra un po' verrà tutto sbloccato. E anche qui, facciamo un attimo subito un po' di benzina, visto che ci siamo, e andiamo ad accedere all'Engineers Workshop. Workshop che ci richiede di donare le famose 10 unità di painite che abbiamo recuperato nel sistema di Frey. Allora andiamo a donare, facciamo 10, come vedete lo imposta già automaticamente il sistema, andiamo a donarle tutte e 10 e sblocchiamo l'ingegnere, quindi finalmente Selene Jean, chiamiamola come ci pare, è stata sbloccata. Torniamo indietro e vediamo se è sbloccato qua. No, come vedete non è sbloccato. Allora, facciamo un rapido controllo di verifica nel pannello degli ingegneri. Eccoci qua, come vedete l'abbiamo finalmente sbloccata ed è accedibile il suo workshop, appunto, quindi possiamo fare tutte le modifiche ai moduli che ci interessano. E perfetto, by modification è sbloccato, grade 1 access e solito grado 0, scusate, 1 5, quindi qui siamo a posto. Il problema che cos'è? Che quando fate questa operazione non sempre il sistema si rende conto che è stata fatta, quindi questi due restano bloccati. L'ho notato nel video precedente, adesso ci basta semplicemente fare un veloce logout e relogin, quindi torniamo qui, torniamo su start, andiamo in solo play perché insomma non abbiamo voglia di incappare in pirati o altri cicciopanzi giocatori che potrebbero rovinare la nostra partita. Purtroppo mi è già successo in passato, io giocavo quasi esclusivamente in open play, ma ho avuto delle difficoltà con griefer e giocatori similari che praticamente arrivavano, ti ammazzavano solo e esclusivamente per il gusto di ammazzarti, e tanto non si rischia granché. Dalla 2.4 dovrebbe cambiare qualcosina, dai dati che ho visto non lo so. Comunque non divaghiamo, torniamo sui Starport Services e vediamo se ci ha sbloccato i due selettori per il Commodity Market e per l'Universal Cartographics. Quindi partiamo dall'Universal Cartographics e andiamo a vendere un po' di dati planetari. Non ne abbiamo tantissimi come per il Professor Palin, ma insomma sempre 171.000 crediti, non è male. Quindi confermiamo, vendiamo la pagina, un po' di dati stellari che abbiamo recuperato nel tragitto a Frey e ritorno, e andiamo a vedere l'Engineers Workshop. Dovremmo aver scalato, abbiamo già fatto anche il grado 1, quindi come vedete anche qui vendere i dati cartografici ci aiuta a salire di grado. Torniamo indietro, invece adesso andiamo sul Commodity Market e andiamo a vendere le altre 10 unità di painite che ci erano avanzate. Sono stato un po' pollo perché avrei potuto vendere anche tutte le altre unità che avevo fatto con mining. Le ho vendute sull'altro starport per recuperare un po' di spazio nel cargo. Sarebbe stato meglio portarle qui e venderle a Selene Gen. Quindi la fase di mining che fate per trovare la painite, tenetevi in carico tutto perché vi sarà molto comodo. Come vedete ve la paga anche più che non a Garrett Station, quindi vicino al sistema di Frey, sono 16.000 in più ogni unità. Facciamo un decente 364.000 crediti di vendita della painite, quindi oltre a guadagnare di più abbiamo anche incrementato la nostra reputazione con l'ingegnere, che ci porta a quasi il primo quarto del grado 2. Non tantissimo, sinceramente mi aspettavo un po' di più, ma abbiamo avuto solo 10 unità, quindi se con 10 unità di materiale abbiamo già sbloccato fino al 19%, eccolo qua, scusate, me lo segnava qui, e non è male. Quindi considerate che se ne portate circa 100 tonnellate, anche meno, beh no, decisamente meno, 10 unità sono il 20% circa, fatevi i conti, 20, 40, 60, 80, 100, quindi con 50 circa tonnellate dovreste fare almeno tutto il grado 2, e per l'1 non lo so perché dopo ogni grado richiede più punti del precedente. Allora io qui da Selene Gen vedo che cosa posso modificare solo esclusivamente l'armatura, e
facciamo un attimo una rapida verifica, un controllo incrociato con il browser. Se l'engine, vedi, ci dà anche Hull Reinforcement Package, che non vedo qui, ma forse perché non ce l'ho in come modulo nella nave, e quindi mi fa potenziare solo esclusivamente l'armor, quindi l'armatura del potenziamento, insomma, dello scafo della nave, quindi questo non è un grosso problema. Torniamo all'interno del gioco e andiamo a vedere cosa serve per potenziare la nostra armatura. Scusate un attimo, riabilitiamo, eccolo qua, perfetto, è ripartito. Eccoci qua, allora adesso andiamo a vedere. Sì, Reinforced Alloy, insomma è uno scafo di base che ho montato sul Python per avere un po' di più difesa, diciamo così, insomma l'ho costruito così, insomma ci sono milioni di modi migliori e milioni di moduli migliori per questo. Comunque prendiamo il Reinforced Alloy e andiamo a scegliere cosa, se fare un Lightweight Armor. Come vedete la massa diminuisce e aumenta tutto il nostro Kinetic Resistance, Thermal Resistance e Explosive Resistance, quindi con un po' di Iron e Conductive Components possiamo fare questa modifica. Tirami via sta roba, ok, perfetto, questo è uno. A patto di perdere un po' di hull boost, quindi alcune, non lo so, dovrò capire cosa. Velocità dello scafo? Boh, capiremolo in altro modo. Se no, Blast Resistant è quella per appunto Explosive Resistance, come vedete, però perdiamo il resto, quindi ovviamente ogni parametro che mettiamo su farà calare qualcos'altro, quindi se aumentiamo la resistenza a esplosioni, perderemo resistenza cinetica e termica, come vedete sono le stesse tipologie di danno che fanno le armi, quindi in base a cosa vogliamo rendere più resistente, poi qui sceglieremo. In questo caso sono indeciso tra la Heavy Duty, ok, però aumenta la massa, oppure la Lightweight. Ok, la Lightweight che però mi fa perdere questo Hull Boost e non lo so. Allora, visto che siamo qua e che il Python lo utilizzeremo in situazioni di mining, farei un bel Heavy Duty. Sì, sì, dai, ok. Andiamo di Heavy Duty. Preview Outcome, pin blueprint, dai, riusciamo a pronunciarlo. Perfetto. Ok, beh, view cost and generate, avevamo 10 e 10 di carbon e shield emitters, perfetto, generiamola, così ci togliamo anche un po' di materiali dal groppone. Ok, adesso attendiamo un attimo, mi pare che dovrebbe bastare un upgrade di grado 2 per sbloccare il prossimo ingegnere, adesso lo capiremo. Ok, perfetto, però, però, ci ha aumentato di brutto tutto, e direi anche che ci piace, quindi applichiamo questo upgrade e ci siamo, ottimo, ottimo, ottimo. Ok, torniamo indietro, quindi adesso abbiamo potenziato leggermente l'armatura, non è che abbiamo fatto potenziamenti grossi grossi. Torniamo sullo Starport Services, torniamo all'Engineers Workshop, torniamo. Ok, dai, facciamo altri due tentativi, mi sa ci serviranno, quindi un altro Heavy Duty Armor, Preview Outcome, sarà difficile che riusciamo a ottenere qualcosa di meglio, quindi View Cost and Generate, abbiamo ancora 9, quindi possiamo farne tranquillamente altri due. Qui, come dicevo, difficilmente ci andrà meglio, come vedete tutto in rosso, a meno che in qualche secondary effect non vada ulteriormente in alto. Qui addirittura stiamo perdendo, ma dell'explosive mi interessa relativamente, quindi diciamo che questa cosa qui la stiamo facendo solo facciamo un altro tentativo, stiamo facendo solo ed esclusivamente per sbloccare il rank 3. Ok. Sì, dai, dai, muoviti. Tanto non mi interessa. No, mi hai già, beh. No.
No, 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 discard, discard. E adesso dovremmo aver sbloccato il rank 3. Perfetto. Allora, torniamo a vedere la armor, facciamo un heavy duty rank 3, vediamo se abbiamo tutto. Che fortunella. Carbone, shield emitters ancora e high density composites. Ships, usa i military authority vest. No. Mi ricordo neanche dove li ho trovati gli high density composites. Probabilmente ad Dove's Hope o qualcosa del genere. Va bene, come vedete anche qui adesso possiamo sfruttare qualche miglioramento più potente del grado 2, anche se rischiamo, vabbè, insomma dai, view cost and generate, generate, quindi facciamo anche, tentiamo l'update di rank 3, ok, ho appena sentito in cuffia il messaggio dell'arrivo, ci è migliorato quasi quasi tutto a parte la massa, ok. Abbiamo perso Kinetic Resistance e non mi piace. Abbiamo perso Thermal Resistance e non mi piace. Quindi, ah no, praticamente siamo tornati a 0, quindi questi non cambiano assolutamente nulla. Abbiamo perso massa però, non mi piace. Facciamo un nuovo tentativo giusto per vedere se riusciamo a ottenere qualcosa di meglio, visto che un po' di materiali ce li abbiamo qui e non sono difficili neanche da trovare. Ok, la massa è peggiorata perché è aumentata del 9% e non ci piace. Ci ha migliorato l'hull boost e basta. Ma visto che siamo qui, tentiamo una terza volta, almeno visto di riuscire. Mamma mia, dai, volevo aumentare un po' la massa, ma non ce la facciamo proprio ad aumentare la massa. Oh, eccolo qua, un 1%, quindi come vedete siamo ancora con una massa del 4% più alta di prima. Ho perso... bah. E come ripeto sempre, queste fasi da slot machine non mi sono mai piaciute più di tanto. Addirittura peggio di... no, beh, dai 7%, prima partivamo da un 9% di massa aggiuntiva, che... no, era meno perché siamo passati al 4%. Hull boost, me lo spara a manetta. Massa addirittura, torniamo a un 8% di massa aggiuntiva. No, 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 no. Però, che pollo sono stato? Potevo tentare un 4. Vabbè, adesso vediamo. Assolutamente no. Questa modifica vista così... Però, però... eh, Vabbè, questo non mi interessa più di tanto. Massa cosa abbiamo perso? Un 7%? No. No, 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 si può fare di meglio. E non mi interessa, quindi qui siamo a posto. Discard, discard, ok, non mi serve. Come vedete abbiamo ottenuto accesso al grado 4, visto che ci siamo, andiamo a vedere un grado 4 Heavy Duty. Cominciamo a trovare Vanadium, Shielding Sensor, Proprietary Composites. Ne abbiamo un sacco, per cui facciamo, visto che ci siamo, facciamo. La massa andrà a perdersi, quindi non importa, facciamolo qui, così, visto che ci siamo, facciamo anche un rank 5, abbiamo tutti i materiali per poter fare tranquillamente un rank 5 e sì, 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 facciamolo, visto che ci siamo. Guardate qui, pam! Ovviamente maggiore è il grado del vostro update che state tentando, migliori saranno i secondary effects, quindi più probabilità avete di trovare secondary effects positivi, come anche ovviamente maggiori saranno i valori che otterrete all'interno di queste barre, insomma, quindi il minimo e il massimo crescerà parecchio. Ok. Qui abbiamo perso addirittura un 14% di massa, quindi non mi interessa. Tentiamo il terzo. Try again. Detto proprio in American. Ok, ci siamo fermati qui e abbiamo perso un altro 14% di massa. E ovviamente la facciamo più resistente l'armatura e ovviamente pesa di più. Ok, qui c'è aumentato l'explosive resistance, non mi interessa, quindi vado a fare un discard, anche se, perché? Perché avendo fatto i 3 tentativi, finalmente abbiamo anche il rank 5, non so se posso fare un rank 5, beh, tungsteno, compounding shield e core dynamics composites,
Ok, beh, visto che ci siamo, almeno uno tentiamolo, dai, non ne abbiamo tanti di Core Dynamics, Composites, però almeno uno, guardate che quanti bei valori qua. View Cost and Generate, perfetto, generiamo subito questa cosa qui. Allora, c'è andata proprio bene con la massa prima, addirittura un 22% di massa andiamo a perdere qua. Però guadagniamo un 20% di Hull Boost, un 2.37 su Kinetic Resistance, anzi anche di più, bah, non tanto di più, e tanto anche sulle altre parti, guardate che bestia. Il problema è questo 22% di massa in più. Se io dovessi applicare questa modifica avrei la nave che peserebbe un bel 22% in più. Quindi se siamo sui 23 light years dovrei scendere sotto i 20 light years di jump con questa modifica. Non lo so, facciamo un secondo tentativo e vediamo, dai, tanto. Ok, so che questa parte aumenta, quindi, ma mi basta che non aumenti così tanto. Ecco, adesso ho un 15% di massa in più, che è già meglio del 22 di prima. Vediamo sui secondary effects cosa succede. Thermal resistance ci piace, explosive resistance, non importa. E basta? E niente kinetic? Vabbè. Ok, applichiamo questa modifica, potenziamoci il nostro bello scafo, andiamo a pesare molto di più e vediamo cosa è successo qui nella massa. Beh dai, 23.15 light years, non è male, non è male, quindi buon potenziamento ottenuto, grado 5 sbloccato e come dicevo prima abbiamo i messaggini da i due ingegneri successivi che sono uno Bill Turner, che è l'ingegnere a cui puntiamo, e Didi Waterman, altro ingegnere che adesso vediamo un attimo cosa fa. Perfetto, quindi abbiamo aggiunto alla nostra lista di ingegneri conosciuti altri due ingegneri e li troviamo qui sotto, eccolo qua, Bill Turner per i nostri Plasma Accelerator e Utilities, e sono tante utilities, e Lori Jameson, no, di Waterman, eccolo qua, è già sbloccato perché, ok, perché abbiamo già il rank con la federazione abbastanza elevato, e poi dobbiamo portargli 50 unità di Lavian Brandy, ma non ci interessa, noi ci interessa Bill Turner e dovremo diventare friendly con la Alliance of Independence System, quindi questa parte qua sarà un po' rognosetta, vabbè, ma faremo un po' di missioni, ci divertiremo un attimo con l'alleanza anche lì. E fondamentalmente, se non sbaglio, non vado là, è il lato errato, eccola qui. Eccola qui, la Alliance Reputation 0 Neutral, quindi sarà una gran bella botta di missioni da fare per passare da Neutral a Cordial e poi a Friendly. E quindi questo è quanto, anche perché ci servirà il permit per raggiungere il suo sistema. Comunque, tornando a noi, Selene Gen è stata sbloccata, ci ha potenziato lo scafo della nave, quindi adesso abbiamo un Python un po' più resistente e basta, non abbiamo altro da dire o da fare. Adesso nelle prossime puntate andremo a vedere di sbloccare Bill Turner, andiamo subito anche nella sua paginetta web online perché andiamo a vedere tutto quello che può fare Bill Turner. Allora, Didi Waterman fa shield generator e shield booster. Diciamo gli shield booster possono essere comodi, un piccolo potenziamento. Il shield generator li fa solo a rank 3. A noi interesserà un rank 5 di shield generator, ovviamente puntiamo sempre al massimo. E quindi penso che lo ignorerò per il momento. Poi, Bill Turner è comodo perché, come vedete, oltre a potenziare i Plasma Accelerator, che sono quelli che voglio potenziare, che sono i due Advanced Plasma ottenuti nella fase di Power Play, abbiamo anche i Kill Warrant Scanner, i Manifest Scanner e vabbè, i Life Support, giusto per farlo lightweight, quindi per poter recuperare peso, i Sensor, come vedete qui, Long Range Scanner, eccoli qua, perfetto, quindi anche qui i sensori li possiamo potenziare, il Surface Scanner che ci è comodissimo quando siamo in fasi di esplorazione mining e simili, refinery, autofield maintenance unit, quindi come vedete ha un sacco di potenziamenti a sua disposizione.
e questo sarà appunto il nostro prossimo obiettivo e dopo vedremo anche eventualmente gli altri, perché ci aspetterà Heratani, se non mi sbaglio l'avevo già sbloccata, ma vedremo un attimo, e poi forse probabilmente anche Tiana Fortune, quindi questo è un piccolo anticipo. Questi 4 ingegneri, Liz Rider mi pare di averlo già fatto, forse l'avevamo fatto, no, avevamo fatto Elvira prima, sì, però Liz Rider l'avevo già sbloccato se non mi ricordo male, era Tani, forse no, devo guardare, torno adesso nel gioco e andiamo a vedere, ma sia Brutal Tarquin che Tiana Fortune sono altri 2 ingegneri molto comodi, quindi ovviamente il nostro obiettivo è sbloccare tutto quello che può servirci per i vari upgrade. E anche Lori Jameson, come Bill Turner, fa alcune modifiche similari, tipo il life support che lo vedete lì c'è anche qui. Bill Turner a grado 3, Lori James a grado addirittura 4, quindi anche Lori Jameson sarà un ingegnere che andremo a sbloccare pian pianino nel tempo. Perché? Perché appena finirò il video su Bill Turner volevo dedicare un attimo un piccolo video solo ed esclusivamente al recupero materiali. Quindi perfetto, detto ciò andiamo a chiudere, torniamo all'interno del gioco, eccolo qui. Eccoci qua, perfetto, torniamo all'interno del gioco e qui praticamente ci salutiamo. Volevo ringraziare tutti quanti che partecipate alla vita del canale, quindi ovviamente un grandissimo ringraziamento a tutti voi, un ringraziamento a Iron Danny, con il quale dovrò mettermi d'accordo per fare qualche missioncina. Infatti uno dei prossimi, anche qui un altro dei prossimi progetti sarà magari fare qualche video su missioni wing e multiplayer, insomma, e crew o altre cose, insomma, dopo magari ci penserò un attimo al termine dei video sugli ingegneri. E quindi detto questo siamo a posto. Volevo ringraziare anche tantissimo i ragazzi della Guglielmo Viaggiatori Enterprise che ovviamente insieme alla Fibonacci Corp, con due chiamiamole corporazioni di elite, due community di elite italiane con il quale sto partecipando e dialogando su Discord, e li ringrazio tantissimo. La Fibonacci tra l'altro che l'abbiamo stata, diciamo, creata da Iron Danny, quindi grazie Iron Danny per la tua voglia, il tuo impegno per la gestione della community, quindi potete trovarci lì, dopo eventualmente metterò anche i link nella descrizione. Quindi grazie davvero a tutti, grazie a tutti coloro che decideranno di sottoscriversi, di iscriversi al canale nei prossimi giorni e anche nei prossimi mesi, insomma spero di vedervi molto numerosi. E detto questo io vado a chiudere, quindi Virus 101 dopo aver sbloccato l'ennesimo ingegnere va a fare un po' di festa e vi dà un buon saluto, buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, buona mattinata, buon quello che sia. Virus 101 Transmission out.